Allora, quando hanno bruciato Nini? 1944, il 29 settembre. Hanno bruciato Nini, tutta la gente si erano scappati. Siamo andati su per Ciaglieu, Valle Montana, Monte Prato, Galmini, dove si poteva andare. Poi la mattina dopo i tedeschi sono venuti e hanno detto che devono ritornare tutti nel paese perché sennò fanno rastrellamento. Allora siamo venuti giù tutti un'altra volta, hanno detto che stiamo tutti, possiamo andare nelle case, invece non era vero. Quando siamo arrivati nel paese, un po' alla volta, c'erano i giovani, c'erano gli uomini, donne da una parte, uomini dall'altra, in fondo al paese ci hanno divisi. E allora lì siamo stati fino a che è uscita tutta la gente. Poi ci hanno inquadrati, ci hanno contati, eravamo in 75 persone. Siamo andati camminando giù fino a Udine, l'indomani siamo arrivati a Udine. La sera siamo fermati lì di quella casa rossa a Reane, no? Siamo andati nelle famiglie, sul fienile a dormire. Sempre guardati dai tedeschi? Sempre guardati dai cosacchi. Dai cosacchi? Erano cosacchi e tedeschi. E l'indomani mattina ci hanno messi in fila, ci hanno tornati a cantare e hanno detto che se scappa uno ammazzano 10. Allora nessuno ha cercato di scappare, no? Siamo andati a Udine, a Paderno, ci hanno venuto fuori, c'è ancora quel panificio lì a Paderno che ci ha portati fuori delle ceste di pane bianco, che in quella volta. E abbiamo preso il pane, abbiamo mangiato, poi non ci davano neanche da mangiare questo. Siamo andati in prigione, siamo stati lì 2 sere e poi ci hanno portati al collegio lì in piazza Garibaldi. C'è un collegio, non so come si chiama, so che è un collegio lì, no? Siamo andati lì e abbiamo aspettato lì fino l'8 ottobre. Siamo partiti per l'Austria. Siamo andati in Austria col treno, mica con treno merci, nella carrozza bestiame, erano tutte bestie. Siamo arrivati a Tarvisio, lì è scappata una ragazza, nessuno ha detto niente, è saltata giù del treno, si è presa a un ragazzo, un signore che era lì, è andato. E arrivati a scappare, ma erano gli italiani lì che ci guardavano sul treno, erano gli italiani, soldati italiani. E allora dopo ha detto non posso lasciare scappare nessuno perché abbiamo la lista, abbiamo tutti i nomi. E abbiamo dovuto stare lì e di lì siamo stati fermi poco. Quando abbiamo passato il confine ci hanno fatto l'appello. Eravamo tanti che non avevamo scritti neanche io, però ero lì e dovevamo stare lì. Ci hanno portati a Villach. A Villach c'era un campo di smistamento lì, ci hanno dato da mangiare, sai come mangiavano? Sai quelle caldaie che fanno il formaggio, sai? Lì buttavano dentro patate, verze, ma tutte con la pelle ancora, sai? Quello che ti veniva fuori mangiavi. Siamo stati lì 2 o 3 giorni, ci hanno portati 40 chilometri più in su di Vienna. Lì era un campo di smistamento. Lì siamo state lì fino lì ci hanno fatto di tutto.
e ci hanno fatte proprio, sai, l'ultima cosa, ci hanno fatte spogliare una alla volta, dove erano tutti uomini sul tavolo così come non so cosa guardavano, no? Però tu andavi lì nuda e dovevi stare così con le mani. Ti mettevano un timbro e andavi. E di là dopo ci hanno messo in una stanza che era tutto pieno di docce. Ci hanno fatto la doccia e non avevamo vestiti, avevano portato i vestiti a disinfettare. Andate loro? Sì, andate loro. Allora di lì, fuori di lì ci hanno dato uno straccio blu. Allora tu non sapevi questo straccio, era così. Se dovevi metterlo così o così. Allora tutti abbiamo messo così. Arriviamo più in su e c'era una lì che dovevamo fare la fotografia. Ci hanno messo poi un altro straccio blu qua e un numero lungo così, era così. Tu devi stare lì ferma, facevano la fotografia. Di lì scendevi, c'era un'altra lì, c'era una di Nimis che faceva l'interprete che parlava tedesco. E allora ci hanno fatto la carta, sai, una carta, come una carta d'identità, nome, cognome e di dove vieni. E dopo 4-5 giorni siamo partiti e ci hanno mandati a Theresienfeld, in Austria, nella fabbrica dove facevano le bombe. Tu eravate tutti assieme? Tutte assieme. Però quelle più giovani, perché ce n'erano un po' più giovani ancora di me, io avevo 19, ho fatto di 20 anni lì, e erano di quelle che erano 16-17 anni, allora andavo 18, e erano andati in un'altra fabbrica, un po' più in su di noi, ma tu non potevi andare a trovarli. Siamo state lì e dovevamo lavorare dalle 7 del mattino fino alle 7 di sera. Tutto un tiro, se si mangia. E no, a mezzogiorno andavi lì a mangiare quello che ti ho detto. Brodaglie. Brodai, patatis, che robe lì. Ti davano il pane, se lavoravi nella polvere, ti davano mezzo litro di latte perché era anti-intossicamento, no? Allora era buono quando andavi a fregare quei tubi lì perché la polvere, tu bevevi mezzo litro di latte e un pezzettino ancora di più di pane. Quello era il lavoro nostro, tutti i giorni. E poi avevano fatto prima si dormiva nella fabbrica, sotto dove facevano da mangiare sopra, era un caldo da morire, pieno di cimici, pieno di cimici. Allora, i materassi li abbiamo buttati fuori perché erano pieni. Dormivamo sulla rete, nel caldo, vedevi il soffitto tutto rosso di quelle cimici, mai viste. Poi hanno fatto come una di mattoni, c'è ancora, a Theresienfeld. C'è ancora delle stanze con il letto a castello e siamo andati a lì a stare. Però dovevo fare 3 chilometri andata, 3 di ritorno, a piedi, e venivi su. Fino che è finita la guerra. Fino che abbiamo dovuto scappare, perché un giorno siamo alzate e non c'era nessuno. Erano i russi che venivano avanti e tutti i soldati sono scappati. E allora era un colonnello degli alpini, erano tanti uomini anche, perché lavoravano anche uomini italiani, gli soldati militari, no? E abbiamo fatto una squadra di 40 persone e siamo avviati per venire in Italia,
Però in Italia non siamo arrivati perché ti bloccavano. Camminare, facevamo 30 chilometri al giorno. Sempre questo che c'è. Eh sì, no, ci hanno dato pantaloni, Sì, sì. abbiamo messo quelli che avevamo noi. Non mi chiede, Hanno restituito i nostri... sì, i nostri vestiti, però quello che avevamo addosso non avevamo nient'altro. Loro ci hanno dato dei pantaloni di quelli di cosacco, sai tu? Che tu avevi il portiere sui genoi, però tu avevi insomma con un paio di bragons, no? Camicie di quelle lì di cosacco. Siamo andati scappati di lì. Quanto tempo siete stati là? Siamo entrati lì il mese di ottobre, il 20 ottobre, e siamo stati lì fino il 2 di aprile. 2 di aprile. Era il giorno di Pasqua. Sì, che siamo scappati di lì. E ci hanno messo in colonna lì e andavamo camminando, fino a che ci hanno preso i tedeschi un'altra volta, la SS. E allora lì ci hanno portati in un campo di concentramento. Per la strada si mangiava, si prendeva su tala, sai, talate, si faceva bollire nei cosi di conserva, sai che hai barato i grandi di conserve? E si mangiava così, erba, cosa vuoi? E chi ti dava da mangiare? Siamo arrivati un giorno in una cittadina lì e ha detto chi sa mungere. Erano delle vacche nel prato lì. Allora ho detto che eravamo quasi tutti che sapevamo mungere, no? E ci hanno lasciato il latte. Però dovevamo dirgli quanto latte facevano, no? E avevamo mostrato quanto latte era, loro l'hanno visto e poi hanno detto mangiate voi altri. Sì, sì. Eh sì, non avevamo nient'altro. Era un uomo, guarda, che io sono andata a prendere Tale, io e un'altra mia amica del paese, Tale, e uno è andato a lumache. Beh, io non solo a nominare le lumache, perché nessuno sapeva. E come vai a prendere le lumache, farle bollire, era tutto un brodo giallo che iva su così. Quando ho assaggiato, sai, e ho detto, ma guarda, io non posso più mangiare. Mi veniva proprio da rimettere, a vedere tutto quel giallo lì, sai. Non posso vedere le lumache. Quando dicono ho fatto una mangiata di lumache, oh Gesù Maria. Sì, sono buoni loro. Sì, però io che sono passati 50 anni, 60 anni, ma no, tu mi fai mangiare lumache. Dopo di lì ci hanno portati nel campo di concentramento a Krems. Lì era proprio campo di concentramento. E io ho detto, chi entra non sorte. Chi entra non sorte. E un soldato mi fa, no, tu salti sfurdica. All'area Furlan. All'area austriaca, però anche gli austriaci avevano scugneva in fa, no? E lui mi ha detto, ma avviserai sempre. No, stavi pure che tu salti sfurdica. Sì. Almeno dopo di speranza. Siamo stati lì finché sono venuti i rossi a avviargano gli squadri. Erano gli americani di una banda e noi in tante altre baracche. E gli americani ci hanno detto, sì, ci hanno detto il 8 maggio finita guerra. Sì, sapevo, finita guerra. E il 2 di mai, Alla finita, tu la sera tu vedevi, perché la reticoline alta, no? A basso tu vedevi la Catiuscia che sparava, tutte le fiamme. Però nessuno le morte. Avevano stato due cogliezze. Che venne in qualche a viaggio non si sapeva, no? Cui calare, cui che non lare.
Allora ho detto, a Binore sono venuti i rossi, all'area un colonnello peccenin, sapete? E i prigionieri se lo buttava in paraia Di contentezza. di È contentezza. liberatore. Allora andate, carta libera, andate a cercarvi da mangiare. Allora siamo andati a cercare da mangiare, poi ci siamo imbarcati a piedi, dovevamo andare. Oh Benedetto, c'è Siamo una cipolla. Con la cipolla, puoi tagliare la cipolla. E allora lì siamo messi in cammino, costeggiavamo il Danubio. Costeggiavamo il Danubio. Ah, ecco, tu con cui E siamo arrivati in un punto che non avevamo né da mangiare né niente più. Qualcosa ci teneva solo quello necessario. Arrivo in un prato e ho detto, erano delle galline, dei polli là, santo Dio. Ho cominciato a correre, fino a che l'ho preso quel gallo. E dopo non sapevo come ammazzarlo, non sapevo tirare il cuore. E uno mi ha detto, so io te lo ammazzo. Non so cosa ha fatto, è morto, dice, no? L'ho pelato tutto. Quando l'ho finito di pelare, che levavo fuori delle piume nelle ali, mi scappa il pollo. allora di no? E io la prima roba che dite, oddio, dite, o l'hai spelato via. O l'hai spelato via. Quello mi ha fatto così male. Sì, perché credevo io fosse... chiaro, non l'ha muore. E dopo allora lì gli hanno tagliato il collo, non so cosa le hanno fatto, ho detto bene, curarlo e mangiarlo come perché cuore bestia. Siamo arrivati a Linz, erano 160 chilometri. Siamo andati a Linz in un campo di concentramento, liberi però, no? Però dovevi dormire da qualche parte. E lì abbiamo aspettato fino al 25 giugno. O siamo arrivati a Nemis il 27 2 giorni prima di San Pieri. A San Pieri si arriva a Già. No, dopo sono venuto a scuola a Innsbruck, si inizia a Bolzano a finire. A Bolzano, sì, a Bolzano, perché di Linz e noi siamo menati fino a Krems con i camion. E a Krems sono incappati il treno, sono venuti a Bolzano. A Bolzano come si chiamano? Dei camion, delle corriere, a prendere tutta la gente che erano tutti pieni di cartelli, Udine, Roma, Venezia. Tutto un piazzale pieno di questi cartelli, tu stavi lì, venivano a prenderti. È venuto un camion da noi, abbiamo messo tutto il giorno per arrivare a Udine, perché venendo giù nella strada dove c'erano quelle ristoranti così, era scritto ristorante per i rimpatriati e ci davano da mangiare, abbiamo mangiato tutto il viaggio. Alla mattina siamo arrivati di notte a Udine, non si sapeva dove andare, non so dove ci hanno portati, però siamo andati a dormire come in un collegio
E la mattina dopo, quando ha piantato il giallo, se gli vadi, io e la mia e io vendo sin lassù lì che passava il tram, lì che si fermava il tram, in Chiavris lì. Sì. E io vengo aspettato il tram che arrivi, perché non l'ha in cima lì. Via San Benedetto. Ecco. E lì ho chiappato il tram, sono arrivati a Molinis e oggi. E non avevo il foglio di via, no? Perché non sono andate o col treno o con un cieco venuto là, non si pagava nulla, no? E tu la vedo sta, ci stai, ci mosteno, o sentivi? O dicevi, no? Boh, che l'è finita, arrivati a casa, tutti contenti. Praticamente trasmessa, allora No. Ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno. 8 mesi. Sì, ne robe parziali bruciate volte, spaziamo via. Che rappresaglie, qualche... No. E bevi, non sai c'è che bevi, e bevi di brucianemis. E lo hanno bruciato, e hanno parlato pur dolce. Non si è saputo il parziale che hanno bruciato. E poi i partigiani? Ah, per i partigiani. Quante persone sono morte? A Nemes, no. Nessuno. Ne Noi a fatti al panzo. Io ho mandato fuori dal paese, e poi dite che due fuori dal paese. E lo hanno bruciato. Ma le popole austriache, lì civili, non sai aiutare quando vedete se Sì, in Austria io avevo lì, era un panificio lì, no, che faceva anche il pan neri. Io lì avevo fatto amicizia con la parolera nel Sirute lì. E allora gli dicevo, siete bite, keine brot, bite. Pan mi domandavi, no? E mi rangiavi qualche parola di tedesco, no? E allora mi deve sempre pan, un tocco di pan mi deve di mangiare. Sì. E a volte so dicevo, 6 Kinder, keine Brot. Dopo scredi se avevi 6 brot. E non avevi panni da rimangiare. Allora si ti dava E mi devi, però era sempre, avevi con che era tante yen in tal negozio, allora sempre tu cercavi qualche don che ci deve la tessera, perché anche loro avevano la tessera arrestato. E allora mi davi un tocco di pane. Le pagnocche così, io le plattavi, perché mi sono teglioli, perché sennò tu avevi di dato. E allora con tanti no. E dopo sono arrivata a casa e boh, finito lì. Dopo io, dite, ci viene rifacca. Bruciata. Io sono là si chiama, in Jugoslavia. E dicevano che in Jugoslavia si stava bene, che alle lavoro, che si guadagnava bene. Via clandestine, come i clandestini che arrivano come? E non ti potevi là? Non ti potevi là in Jugoslavia? No. E allora si là in Jugoslavia. Lei si l'ha detto un campo di smistamento, anche lei, ora io e un'altra mia. E sono là di finire in tutte fabbriche a Lubiane. A Lubiana? Sì, lì a Lubiane tutte fabbriche, ma lì allora una fabbrica che ti faceva venire il chiaffo così, no? Il macchinario di fatele, facevi stelle, no? E dite no, andiamo a Fiume, va? Così un po' di anni dall'Italia e so pure schiampare, schiampare. O lì a Fiume, a voi lavori in tal trasporti e spedizioni, dove mi portavi tutte le robe sul puerto. E io, quando avevo gli schiarti salivo, avevo di consegnare la roba. Lì, quando hai fatto, lì, se non mi hanno chiamato, lei mi mandava in Russia. E allora lei aveva tutti i frutti.
E allora lei aveva di studiare per tornare in Italia, no? Perché sì, si lavorava, ma ti davi un po' sbezzo. Tu avevi di mangiare anche, no? E dopo dicevano, ma come lì in Italia ci vengono di fare chivesca, che non tu puoi là cambiare nessuna bande. Allora io intanto dite, comprai un sigaretti, ne dite a Nicolè, alla un bergamasco, che sapeva la strada per là in Italia, no? O a Rio, e 3 oms. Siamo partiti, non smening. Allora io ho detto un momento in Daud, io ho detto a loro, no? Guardi, io devo andare in Italia, necessita mia madre che io ritorni, per favore, mi tenete il posto per quando ritorno? Sì, sì, Aurora, vai, portami farina, zucchero, riso, io tutto quello che posso portare vi porto. Tanto voi. E non sa chiappato sul confine i tedeschi, i austriaci, i slovenos. Allora, sapevano noi che avevano di là per ferrovie, però non si è chiappato, non è stato 3 giorni lì in caserme, e allora hanno telefonato, io ho avvisato che ritorno. Dove lavoravo, gli ho dato, hanno telefonato, mi hanno portata fino dove la ferrovia. E lì ho camminato dei sondi pensieta minore, sulla ferrovia, sui binari. Un freddo all'area il mese di ottobre. Dopo racconta lo stesso. Un freddo che mai. E allora ho detto, bene, io ti capo, io. E come io avevo comprato 12 pezzi sigarette. Arrivi in stazione e ho detto a quella stazione, quanto costa il viaggio fino a Tarcento? Non sai, 80 francs mi pare che avete. E allora io ho detto, io le do 2 pacchetti di sigarette se lei mi dà il biglietto per andare a Tarcento. E mi ha dato il biglietto per la Tarcento. Con le sigarette? Sì, con le sigarette. Non riesce. E allora ho vendito, come si è buono. Chi ha 3 doi a ringrazio, chi ha 3 oms a bisogno di cambiare i pezzi, no, per i biglietti. Sono venuti due e gli ho detto, io come ho il primo treno che arriva a voi, perché il biglietto l'ho già. E ci ho dato fatto, se me l'ha dato, che il biglietto. Sì, noi siamo arrivati a casa e qua è finito, è stato tutto al dì così, arrivati a casa dopo sulle sere, perché dopo le stazioni di Tarcento, tu avevi di là fenta nemmeno sapere. E è lungo è stato. Brusare le schiave. Se non fai a dormire, ma fammi. Era in Brusari, però anche accomodavano, no? Che andare a lasciare su qualche di È sera, già cavati. Poi gli dai di bere comunque. No, a me no. Ma bevono gli altri, lo lasciamo lì. No, ma tu i bottiglie. E allora, Dopo di lei c'è un sette, scusate. Che cansette che vedi anche. Aspettavo solo che finisse. alle momento, in che momento? Dove sono tante prese. Allora, Pasolini ha scritto un libro proprio questa su una storia come la tua. Chi? Pasolini ha scritto un libro di 3 giovani che sono partiti da Casarsa, Pordenone, pensando di arrivare a Fiume e trovare Sì, la libertà. Anch'io pensavo di trovare. Invece ho dovuto andare fino a Tarvisio, porco boia, per venire a casa. Più lunga. Aurora, Sì. la curiosità, mentre eravate in questi campi, in queste cose, avevate la possibilità di scrivere o di ricevere? Sì, io posta non ricevere dai niente. parenti?
Ricevere niente, io scrivevo a mia mamma E la mamma riceveva? e mia mamma ha ricevuto, però io non ho mai ricevuto Mai niente. saputo niente. È morta una ragazza lì, 2 ragazze, ho scritto a mia mamma, però lei sì ha preso le lettere, ma io non le ho mai prese. Ma non sapevo né se erano vivi né se erano morti. Mandare ma non ricevere. Ma non ricevere, no, niente, nessuno. E dopo qualche anno sono stata sì a casa, eravamo contadini, lavorare a casa. Dopo un giorno ho detto, viene una signora a Nimis di Padova a cercare ragazze per andare in Inghilterra a lavorare. Sono andata su al Trieste, quando sono andata dentro mi dice cosa sa fare? Sa fare questo? Sì. E questo sì, tutto sì. Non di sì, noi mai dite di no. Quindi dopo mi telefono che signore di Padova al Trieste, mi mandano a chiamare voi suoi archisti signore di Padova. Si prepari perché mi è piaciuto, dice lei, che mi ha detto tutto di sì. Ha detto sì, tu di sì, basta di per lavorare, non mica della scuola per l'età, per lavorare. E allora mi hanno aspettato, ho fatto il passaporto, ho preparato le carte, un mese mi è arrivato il permesso di andare. Allora, sono partita col permesso di andare in Inghilterra. Siamo partite da sola, erano tante, nel treno ce n'erano tante del Friuli, ma di Nimis ero solo io. Siamo arrivate a Londra, c'era qualche signora venuta a prendere le sue ragazze che avevano le carte in mano, no? E tante, quelle che non erano venute, ci hanno portato in un hotel. Lì abbiamo mangiato, siamo andati a dormire, l'indomani venivano a prendere le ragazze. E non veniva a prendere nessuno. Allora ho detto, ma tu sei vivo? Ma intanto sei qua, io non mi muovo di qua. Allora il padrone lì mi dice, permit. E sapevo io che lui lì il permit, no? Allora dopo mi dice, passaporto. Ah, passaporto, sì. E do il passaporto, dal passaporto avevo il permesso, no? E allora lui alla chiamata era una contessa italiana sposata con un lord inglese. Lei con lei. Ho seilato dal Palazzo Real a Hampton Court Palace. Sì, sì. Dal Palazzo Real vecchio. Dopo se ne svigliate. Sì. No, sul serio. Si arrivava là e allora la signora l'ha telefonato e è venuto un taxi a Chiolmi e mi ha menato io. E io dicevo io parla italiano? Poco. Dove è questo Hampton Court Palace? Hampton Court. Grande palazzo, io vedevo un grande palazzo e quello là, no, grande palazzo, 2 leoni. Vengo si arrivare a Hampton Court Palace, Palace Real, un viale immenso. E qui leoni. Si sta lì, dopo si là dove vi vuoi di la vie. Perché, scusi, dopo ero invitata a Miss d'Italia, una di Nemis, no? E la madre di Bibi Le Stozzi. E dal Palazzo Real ero Lady Howard. Lei è stata 6 mesi. E dopo allora ero a tutte le Stozzi. E avevi poi di là che di Nemis, tu, e erano altri giovani, una era di Chiarnie, di Risiute, una era di Dostriere di quei paesi, e allora io di là con loro.
E allora la signora, e dicevi, signora, io tu noi dicevi lady. E mi ha chiamato un po' di lavorare all'ospedale, perché tu avevi per 4 anni, tu avevi di lavorare e dormire da stesso posto. Sì, sì, che per 4 anni, dopo tu eri libera come un inglese, dopo 4 anni. Allora ho stato lì, da questo ospedale, e ho stato lì 4 anni e mezzo, da questo ospedale. Lì ho veduto anche dall'82, no, dal 60, e quando è stata la regina, che è fatta la regina, no? La incoronazione della regina, e gli è venuta in tutte le strade, e ha passato tutte le strade di Londra. E noi mi hanno dato fuori tutti i malati dall'ospedale, che passava davanti, no? Avevamo tutti i malati qua, e ora con i malati lì, e abbiamo venuto a passare la regina col consorte, Biele, con Filippo, ma erano vieille anche voi. Erano giovani. E dopo sai, è stato Giù a cercarlo. 8 anni e mezzo in Inghilterra. A cercare a mangiare, ostia. Lì tu eri in inglese, tu eri pagare poco, ma lavorare. Santo Dio, ma lavorare, santo Dio. Eh sì, ti facevi lavorare. Non bisogna spingerlo. Io ho fatto 4 anni e mezzo lì dall'ospedale, 5 anni dall'ospedale. E dopo ho sillato in un hotel lavoro, italiano. Eri libera, ho fatto anche quasi un anno senza... Sì, eri libera come un inglese, avevi stessi diritti. E uno dei mi disse, ieri sera io voglio di là in Argentina. Buon viaggio. No, era napoletana, però era furbo. Allora mi disse, io ti pago il viaggio, disse. Ah, boh, se tu mi paghi il viaggio, andate e ritorno, dite. Scusi, non lo vorresti fatto? Io cercavo in spagnolo, io dall'ospedale ero in un lavoro ero in fantatis di Barcellona, di Madrid, di Bilbao, cercavo in spagnolo. Io ho imparato spagnolo, però come che cercavo in loro? Spagnolo proprio. Mi sono in Argentina e mi ha detto che ero italiana. Mi dicevano la gallega. La casella? La gallega. Che ci vuoi a dire? All'Uldi, di Galizia. Galizia. E dicevano, no, sono italiana, no gallega. Sono italiana. Non mi credevo ancora italiana. Buon. E lì ho stato in dall'hotel. Ho sillato in un hotel, lì, a Vivi, da questo hotel. Appena arrivare, che sono arrivati sia io e queste femmine, no? E avevo 53 anni, se ne avevi 30. Quanti cuori infranti in giro per il mondo, Aurora? Ah! Non si conti? La prossima puntata. Ah no! Io non dico di no, ho avuto il mio amoroso, però guai se io posso sposare non sarei scacco.